Ok, ciao ragazzi, oggi vorrei parlarvi di una mia ultima ricostruzione fatta per un amico appositamente e si tratta di uno scudo rotondo medievale. Questo scudo, che in gergo viene chiamato da alcuni archeologi anche Rotella, Parma, Parmula, ha tanti nomi, Targa. Questo scudo rotondo è stato realizzato per l'amico e marzialista Massimo Fenu, che saluto, e è realizzato in un modo molto particolare. È realizzato pensando che questo scudo debba sopportare un certo tipo di traumi, un certo tipo di sforzi, e quindi durare abbastanza a lungo. Il metodo realizzativo è quello classico degli scudi a impugnatura centrale, cioè un umbone metallico, in questo caso da 2 mm, per resistere abbastanza ai colpi, una maniglia centrale, in questo caso in acciaio, con un cordino per fare del grip sulla mano, e come vedete la maniglia è direttamente collegata all'umbone. Quindi praticamente si crea questa sorta di pressione tra umbone e maniglia, con in mezzo il legno e il cuoio, che effettivamente non permette poi allo scudo di muoversi. È un tipo di allaccio, di sistema come dire, di chiusura molto forte. Infatti per rendere inutilizzabile questa maniglia bisogna praticamente rompere i chiodi, i rivetti che tengono la maniglia legata all'umbone, cioè dovrebbe fondamentalmente spaccarsi tutto quanto, sia umbone che manico. In realtà il resto dello scudo può anche rompersi, ma la struttura comunque resta utilizzabile. Perché? Perché il cuore, il nucleo di questo scudo è formato esattamente da questi due elementi. Quindi se dovesse arrivare un colpo, diciamo di una alabarda, di una spada, e spaccare parte del bordo, non succederebbe niente, perché comunque il centro rimane il sistema che regge tutta la struttura. Che cos'altro c'è in questo scudo? A parte, diciamo, la realizzazione del mio logo, che vedete qui, Nuragic Foundry, cioè la fonderia nuragica, quella che gestisco con l'amico Sandro Garau, e il nostro marchio di famiglia, che è Belluseu. E cosa c'è di interessante in questo scudo che lo rende, a mio parere, unico rispetto alle riproduzioni che trovate ad esempio su Battle Merchant, su siti di questo tipo, cioè che vendano materiale da rievocazione storica? Beh, la differenza è che questo non è uno scudo indiano, fatto da indiani, con materiali di riciclo, con pezzi che si rompono al primo uso abbastanza pesante, ma è uno scudo pensato per resistere a pratica di IMA, pratica di contatto pieno tipo HMB o Battle of the Nations, è sostanzialmente uno scudo anche molto costoso. Molto costoso se fosse comprato in internet, da diciamo uno dei classici fornitori, che in realtà non raggiunge neanche questo livello di lavoro o di lavorazione. Perché? Come vedete il bordo è realizzato cucendo una striscia di cuoio che va a pinzare le due metà, sempre le due superfici, sempre di cuoio. In realtà su questo oggetto ci sono diverse decine di euro di cuoio, cioè sono due pannelli di cuoio quadrati o rettangolari che sono stati poi ritagliati di forma circolare, due piatti di cuoio che sono stati incollati su entrambe le facce e che rendono lo scudo protetto anzitutto dall'umidità. Il legno non si gonfia, anche se dovesse piovere il legno comunque rimarrebbe protetto e l'umidità non entrerebbe dentro. Secondo, c'è la colla su entrambi i lati che comunque crea ulteriore resistenza per lo scudo. E ultima cosa, il bordo, che è stato cucito a mano, ogni buco è stato fatto con un trapano che quindi passa attraverso il legno, attraverso i due strati di cuoio, e che creano questa sorta di clamp, come dire, di tenaglia tutto intorno al bordo. Quindi per esperienza
di non solo realizzazione ormai da 15 anni che realizzo scudi, ma anche di esperienza pratica marziale, visto che li ho usati in rievocazione, in combattimento tipo HMB o tornei di scherma in armatura a contatto cosiddetto pieno. So per esperienza che questo tipo di scudi possono resistere anche per, diciamo, con una frequenza, diciamo, settimanale, anche per 5-6 anni. Per una frequenza più blanda, uno scudo di questo tipo utilizzato in rievocazione può durare dai 10 ai 15 anni addirittura. Io ho ancora scudi realizzati con questo metodo all'inizio, diciamo, della mia carriera, tra virgolette, che ancora resistono. Si sente il legno al di sotto, che si muove, che fa cric e croc, come si dice, però lo scudo è ancora integro, è ancora resistente. È un metodo efficace, durevole, ovviamente più costoso rispetto alle riproduzioni che sono disponibili nei vari siti in internet che tutti conoscete, ma sicuramente, come dice il buon vecchio proverbio, chi meno spende più spende. È meglio spendere all'inizio su uno scudo ben realizzato, fatto da un artigiano e non comprato da indiani, cinesi, eccetera eccetera, che non invece prendere un manufatto che magari durerà poco, ma ritengo sia più intelligente spendere un po' di più per avere un prodotto di eccellenza. Tra l'altro pelle italiana, fiorentina, io mi servo solo da fornitori della zona di Firenze che realizzano pelli, proprio concerie, e l'aspetto è ottenuto tramite un particolare tipo di prodotti che io applico sul cuoio e che danno questa resa, diciamo, anticata, oltre che rendere lo scudo idrorepellente. È un tipo di finitura che non vedrete probabilmente in giro, non troverete questo tipo di resa e non posso dirvi come la faccio, ma sappiate che sono dei prodotti chimici che vengono applicati sullo scudo. L'altro tipo di scudo, sempre realizzato con questa tecnica, ma meno, come dire, meno costoso, un pelo più economico, è sempre lo scudo, diciamo, con anima in legno, ma al posto del cuoio, che è la parte più costosa, su entrambi i lati una tela di lino, di cotone, una tela, insomma, di un tessuto abbastanza resistente. Su questa struttura, identica a quella, come vedete, sempre maniglia di acciaio, umbone di metallo di acciaio e rivettatura che unisca l'umbone alla maniglia, questo tipo di riproduzione è un pelo meno costosa, ugualmente durevole, però ovviamente non presenta gli strati di cuoio che permettono allo scudo di essere più resistente e quindi la tavola utilizzata è un po' più spessa per resistere, per compensare la mancanza degli strati in cuoio. Lo scudo è ugualmente finito con una bordatura perimetrale di, come vedete, sempre cuoio e cucito con un filo cerato molto resistente. Anche questo tipo di scudo, pur non essendo interamente in pelle e legno, ma in pelle, tela e cuoio, è ugualmente la soluzione ideale e un pelo più economica per le vostre necessità rievocative. Se foste interessati, fatemi sapere i vostri pareri, i vostri commenti e troverete comunque le indicazioni su dove trovare questa riproduzione nella descrizione del video. Spero che il video vi sia piaciuto, un caro saluto da Alessandro Zeni e ci vediamo sempre su Sardinia Warrior per nuovi video su armi, armature, combattimento e archeologia. Un caro saluto, a presto, ciao!